Sono Pasqualino Melai, sono nato nel 1937. Sono Natalina Usai e vengo da una famiglia di pescarols. Il babbo faceva l'unassaiolo, pescava gli agosta e anche pesci buoni, i migliori pesci. E la mamma invece faceva la cusinora e mi ha imparato a cucire anche a me. Mia madre sono nata dal 1905 al 1907 e la famiglia nostra praticamente erano 7 figli, sono nati 6 uomini e una donna. E la nostra vita ha cominciato a essere importante per noi. Mio padre era pagese, uomo di campagna, e non era né leggere e scrivere, era analfabeta, però era un personaggio, era anche un professore, perché sapeva fare tutto alla campagna, tutte le cose della campagna le sapeva fare, e da una terra senza res praticamente diventava un giardino. La mamma mi ha inviato a cucire, antes un cucirò, e lì ho conosciuto a Pasqualino Melai, che lei è diventato mio marito. Ci siamo casati, dopo di qualche anno abbiamo fatto 3 figli, 2 donne e un uomo. Teniva 12 anni e la madre mia voleva che io imparassi un imprego. Per maggiorare nella vita un dama e mi ha avviato a imparare così. Un maestro mio a diventare così. E allora un maestro mio praticamente sono stati 10 anni. Non mi pagava, non mi dava moneta, non mi dava niente. Però abbiamo usato in quel momento era imparare l'imprego e un dama a prendere la mia sartoria a una maniera autonoma. Però la cosa bella, la cosa importante che io praticamente ho ricevuto in quel momento, praticamente ho conosciuto a Natalina, la mia donna, che cuciva da me, un veronese, un maestro mio. E praticamente a poco, io gli ho detto al maestro mio, ascolti, perché non mi posa così, accusati di Natalina? Perché allora erano in coppia, 2 a 2, sposavano così, per imparare un po' a usare la vestimenta in seconda misura. E lui mi ha detto di sì, ma sono posato accusati di lei. E a poco, di una cosina, di un sorriso, di tutti mi sono innamorati di questa donna, che era stupenda, meravigliosa. Di tutto ciò mi ha imparato a essere migliore, a poco. Mi ha posato nella mia bottega, la mia autonomia, l'ego, è diventata importante perché l'imprego mio è stata una vita lunga, perché ho fatto 60 anni di sartoria. E in questi 60 anni è stata una cosa stupenda. Pensavo che la mia bottega è diventata una mela di consolato per i algaresi, per i catalani, e tutto ciò mi ha portato a vivere, a imparare, a conoscere un po' la mia identità e la mia cultura, che non sapevo da dove veniva e dove era. E ciò mi ha portato un po' a una vita migliore, a una vita più importante, a una vita serena. E ciò è una cosa importante per la mia famiglia. E dico, di questo amore, di questa cosa, ma Natalina sono nati 3 figli e hanno camminato e continuato la vita a una maniera stupenda. E da lì è nato tutto. Io ho continuato così
fins alle 2 di nit, le 2 e mezza, per cosa faceva i calzoni, prima del cusino e lego di mio marito, di Pasqualino. E così siamo andati avanti per tanti anni, fino a quando io cusiva di notte, mi ascoltava il notturno dell'Italia, che cominciava alla 1 di notte. E io mi ascoltava quelle belle canzoni di notte. Era molto bella, per me era una cosa molto bella. E mi colgava verso le 2 e mezza, le 3. Grazie a voi che siete venuti a questa cosa importante per me, per la mia famiglia. Bene, amici cari, come si punti presentati, già comprendo che oggi siamo in Saliguera, poi ti sentendo già in Natalina Usai e Pasqualino Mellai, casati con Tau, come si punti con Notto, su di un punti, che hanno puntinato. Io comprendo subito che siamo in Saliguera, poi che sono Salghereso. Salghereso, che arriva adesso catalano, tenendo una storia importante, che voi a Natalina e a Pasqualino è una storia che interessa a me, da questa storia della città di Insoro, che per parte dell'identità di sua, come giustamente a noi prima a Natalina, quindi a noi si va pregeri a essi noi, come a noi Pasqualino, e si va pregeri a essi noi, vinza se può gusto, a parte contare questa storia d'amore in Soro, ma finza se può biri, finza se gustavati, no? Che sono poco differenti. Questa storia che io conto, noi rubireus. Ma non c'è di Salingo, poi a me interessa a me, se tu domanda a Pasqualino, a parte Salingo a Gheresa, ma come si vivia in Saliguera, quando non ci via ancora su turismo, quando vesti spicciocchetti sposati, come ti via Saliguera in Sandus? Non era facile, non era facile per nessuno, per tutte le famiglie, perché allora non aveva lavoro, la miseria era dura, sai, specialmente per la campagna e per la marina, non era facile per tutti, per nessuna cosa. E leggo praticamente in quel periodo le famiglie erano numerose, stavano 10 o 15 figli, e allora la cosa peggiorava ancora perché la situazione non era facile per nessuna cosa. Però ci aveva qualche miracolo cambiare la nostra società, che i campagnoli, i romanzi di campagna e i marinelli, ad esempio, si giuravano uno all'altro quando tenevano al monastero. Ad esempio, quando hi ha tempo di marina, i marini davano il pesce all'uomo di campagna. Una specie di cambio, sì, uno non ha sì. da sa su E il campagnolo lo stesso, quando praticamente hi havia buona stagione, l'utenza era bella, la campagna fruttava, ma le olivas, e també amb les vinyes i amb moltes coses, feien praticamente come i giureus. I giureus facevano barato e si giuravano uno all'altro. E poi una cosa bella è che Issu, Pasqualino, venire de Savate de Saverra, de Susato e tutto quanto. E Natalina, invece sì, Natalina de cosa del mari, su su via mare. pescatori, un assadori, no? Sì. di Aligusta. Aligusta e pesci buono. E pesci buoni, sì, sì, sì. Dunque, Aligusta non ha dire in domo. Oh, anche a colazione. A proposito di Aligusta, siccome noi scegliamo sempre gusta a ricetta dessa Aligusta a Sagatalana, ma come intendi adesso su che si cucina da Aligusta a Sagatalana? Ci ho li cibudda? Si voleva la Agosta un 20 minuti, quando si cominciava a bollire l'acqua, un 20 minuti, e l'ego si intraeva e si accondeva. Lo babbo la condeva a maori e vinagre, basta. E se lo condia sul babbo sì, di sì. Natalina, Gaiga, di noi pescatori, penso che questa ricetta originale possa essere con sapore, no? Dunque, se cibudda, tomata, sanuda, non ci va di nuda, no? No, La santi posta no. dopo. Sì, sì.
Beh, in senso, come in senso però a entrare, a me mi piace questa Esa cosa, che si sei storia. questa storia di usatros, si sei connotus in sartoria. Sì. Come te che da corteggiata isso? Come te che sei dichiarato? Non ti si Badagliavano sempre. Per cosa? E mi diceva, Isci, tenchi le così io alla macchina, no? E io, no, tocca a mia così. E allora mi sbadagliavano perché ci sono molti così. Non aveva gelosia, non aveva gelosia, non aveva. Perché allora chi imparava così alle bottega, lo mestre non pagava alle persone. no, efficiente, però poi a posti si io vede ho dei anni sotto duegno che non mandavano un sisi, un so. 2 anni. Non mandavano dei anni, pensa ciò. Però la musica di imparare e la usare di parte con a maniera tua, això era importante per un damare Però per la vita. Pasqualino, poi da sapetto sta sartoria poco conto tu, Sì, sì, hai fatto signora. su Maestevano, insomma, è Natalina solo, più dunque, ma che non ti ha pagato, Sì. però ti ha imparato Avevamo sul imparato mestiere. l'ampreo. No, Sì. Così con conta, bene importante. Vosaltros, la sartoria nostra era il carrello dell'ospedale, dove molta gente andava e passava e conoscevano nosaltres come sartoria. Praticamente lo lavoro era talmente assai, e talmente che stavano fin già tardi, la nit. E ella mi diceva, Pasquale, andiamo avanti di mezzanotte. Perché? Il turno dell'Italia. Gli dici perché? Perché di mezzanotte avanti, ascoltavano la radio, perché la radio per vosaltros era tutto. Non era dispersiva con la televisione, era una cosa importantissima. si poteva ascoltare No, in mano sì, signora. E allora, da che ora mezzanotte, fino alla sua finita, gli hanno turno dell'Italia, che le canzoni e la musica più bella del mondo. E dunque questo mestiere si orienta, pensi più bello, così oso. Sì, a son di musica. Così a son di musica, con arte. Poi su Maestevano e San Maestevano fanno un'arte di aderoso importante, Sì, creativa, no? Sì. Perché la radio... Lei artigianale si va a conoscere Sì, signora. arte, no? La radio ha usato tanta cultura, perché era importante, l'avviato solo, non arriva in televisione, non li aveva visto. E però secondo me è poco sicuro che io poi assicchio un altro aspetto culturale, che questo che è arrivato da questa bottega sua, proprio un centro, una specie di consolao dessa Catalogna, proprio con quest'animo gentile, curioso che tenenti, no? E passavo proprio a fare questo lavoro, mi pare che di adesso questa sartoria di Natalina e di Pasqualino sia stata adesso importanti, poi alghero ma non scetti, penso che tutto questa Catalogna. Sì, io poi appassionato di lingua, noi prendo un montone di libri che sono tradotti su questa lingua catalana, gheresa e tutto quanto, dunque una bella passione. Poi ma no, che pure sta giudendo a suo professore Francesco Ballone, Sì, fai un altro vocabolario, Un ampliamento. lingua, insomma un maniamento, dunque persona impegnata, ma persona pensa sei innamorata. Ogni tutto, dopo 62 anni di Goya, impari, 62 anni di Goya. E contami, come ti fiera, sa di che si sei Goya os'altro, come ti succede, e ta festa hai fatto, si usa ieri se hai spratto, contami come ti passavo sa di dessa Goya. Voglio spiegare una cosa, Giovanna, che leggo a fuori vuol dire a una maniera diversa. Il matrimonio nostro non siamo stati casati da Tossana, Sì. siamo casati. Che Insomma, Sì. che un uomo che mi voleva un bene Marcus. Praticamente una volta siamo casati e siamo stati a casa della zia, Sì. perché non avevano altro posto non tenevano moneta di pagare l'hotel o altre cose. Dunque è andata a dormire. E allora si Che aveva la accostumava, casa grande, teneva Certo. la casa grande. si accostumava che l'unicolz Sapevano in casa. sapevano in casa. Certo.
E allora la madre ne aveva l'ampoglia, la mamma altra, però gli aveva un problema, che si tenevano 50 persone e non e rispondiamo. da a bere quanto di un got, O uno giudice duro, no? o un got più grande. Non bastava. Ah, prodotto sono No, abbastanza. allora tenevano la tassetta patita Pitica? e i goti patiti. Aquel mes patiti lo usavano in quel che si acabavano tutti, se no non pulivano tutti i tastali che avevano lì. Uno studio una purga su Conevrazio Sangio. Cosa curiosa questa. E dunque andava bene Però gusto. tu domanda sempre questa cosa di questa razza, ma i mamma Questa cerimonia proprio di questa goia, si questo canta su prato, in matrimonio. terra, come ti fia? Allora sei Ah, buona. sì, sì. Si usa io da All'uscita inzanno. dell'iglesia, se secco io. lo prata ma frumenti, no? Brava. E le lo tiravano in terra e Chi li finiva faria? scesa. Femmina o sa mamma? Chi li faria da Sa questo? mamma o no? La scompagnona. I bigina? Sì, 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 sì. Ai tora si secco io, se ti divuria da sabato, domenico. Che dia era quando siamo casati? A Sì. domenica. Domenica. Sì. Ai tora pure. Da mangiare. Sì. Alla zonza del Maitì. Ma sono diciamo, insomma, sta messa manna. All'iglesia di Amalzetti mi sono Sì, casato. all'iglesia di Amalzetti. Come fatto non volevano casare alla cattedrale. E invece? Però io avevo massa matrimoni e allora mi sono casato all'iglesia di Amalzetti. E vi siete casati in Caligresia, questa iglesia della della Mercede. Mercede, che La Malzetta, una che anche fa parte della nostra storia algherese. Certo. Perché tutti gli schiavi, los esclavos che los moros prendevano della Sardegna, ellos andavano a Tunisi, pagavano a questa gente per prendere los esclavos e portarlos torno a casa. E solo le cose da Malzette. Paganta su... Sì, signora, è una storia emozionante per tutta la Sardegna, una storia Sì, stupenda. sì, no, ma Il che era catalana però la lode della Malzette. Sì. Perché ella teneva due germane monjas, una mercedaria e una fatta Paolina. Pubeo. Sì. Proprio che noi è stessa benedizione del suo papà, Sì. una Sì. germana. Sì, ha posato una del Rumè, sì. Però poi dopo Sagoia sei partito su un viaggio delle nozze, Sì, a Amalfi. Amalfi. Costiera Amalfitana. Ah, da è una cosa Amalfi, romantica. sì, Costiera Amalfitana Questa per storia usato solo è romantica. è stata una cosa stupenda. Perché io tenevo una cognata che lavorava a posto. che lavorava alla postale di Amalfi. Da Amalfi. Un germano era in finanza, due germani in finanza, tutti e due salsi, tutti e due giocavano in Serie A a basket perché erano famosi. Sì, erano assai atleti importanti. Io sono un partiti della famiglia. Mangiamana era altissima. Mangiamana era la donna più bella della Ghe. Una donna stupenda, meravigliosa. E su nomini italiani? Grazietta. Grazietta. Sì, bene. un nome stupenda. E abbiamo fatto il viaggio di nostra, è stato stupendo, è stata una cosa meravigliosa, perché avere la costiera amalfitana sì, era una gioia. spanto, Le cose amalfitanze sì. non vogliono intendere che io sono napolitano, no, sono amalfitano. È una cosa diversa, è una storia diversa. E come ti posato, se sei Sì, non sei salvo. Beh, del resto ognuno viene dalle origini sue, però dopo un'aiga, insomma, i catalani insomma, vinza celebroso, funti sempre poi sardos o bonus frades, questo è, poi te io penso che in Catalogna organizzano una cosa e tengono in conto questa Sardegna con il spirito lupante. Perché leggo la storia di Amalfi. Questo signora mi piace meno. La storia di Amalfi, a Musazzo mi affascineggia. Sì. Perché la squadra de Sonce Marineras
appartenevano alla Sardegna e all'Alghero, Sì. hanno avuto molte esperienze di quel momento. Sì. Sì. Ma da Rosa sta storia in soro, perché non Sì. so si piace me ai tempi tutto, Ma però... quando vesti fastigendi, prima di si cogliai, come te che via? Besesti a solo, su, potesti fare uso che volesti, come ti via? O si controllanta in domo e babbo e mamma, si faceva sì. A solo, torrasti a su notti? Non si usciva da solo, no. A me mi dava sempre a mangiare una giallana. Controllai me lo so. Nosaltres erano 6 donne e un uomo, la famiglia. Sì. Sì, una germana più grande. Il para che era marinè Una Saiolo. na Saiol, i cada 6 mesi andava a pescare agosta a mare, Santa Catalina. Era normale che cada 6 mesi la mare diventava pagnara. Certo. Andava Sara di usato magari. E la famiglia cresceva. Sa famiglia fu contenta del suo sposo, di Pasqualino, sì. Ma fu andato e andato, babbo e sa mamma si ha da domandare io io sola. Sì. Ah, io ci sono io pensando. Sì. Come ti via questa cerimonia? Andando a so portando venivano a casa, si presentavano. Io dicevo che ci sono genitori di Pasqualino e... Ma si conoscevano? Tra Elius? Si conoscevano? No. Non si frequentavano? Non si frequentavano, no. Però è obbligatorio Però sì, che la famiglia sapesse. Sì. Certo. È importante. Dunque fu andato a domo e anti domandavo. Sì. Come ti fia da questa cosa? Sì, come sei tu questa cosa? E com'era, no? Che Tamara e tuo padre sono venuti a casa Sì. a domandare a mamma che volevano amico come sposa, come giovane di Pasqualino, no? E la mamma si è detta, vabbè. Sì. La parola di una volta era la parola era praticamente una maniera, manco il notario in nessuno poteva dare questa cosa. La parola basta la toccare la mano, basta. Cosa la Corso via da Ici. Come testi oggi Salighera, vosaltro? Come te si piace di come te con tutti i turisti? Si piace di Bruso o si piace di Bruso un Sandoso? Quando festi giovani? Quando erano giovani? Sì. Come era l'Alghero? Come era l'Alghero. Era più sveglia di voi. Beh, ma sì. Era un libro. Non aveva tutta questa gente che era turista. No, sì, però era più tranquilla, era più sveglia, più sletta. Viveva più sletta, che era brutta. La sua età era una maniera stupenda. Sì. Bella, una maniera grande. Si intendeva tutta muragliata, tan cara, una maniera grande. Era come una famiglia, tan cara a vinta come una famiglia. Pensavo che il mondo non poteva venire fuori. Non è troppo questa gente, è troppo turismo. Mancano un po' i valori nella vita che noi sono messi. Ancora. Sì. Conte sa famiglia, dunque, se sei cogliato nel 1963 e tento 3 figli, 2 femmine, Loredana e Luana e Emilio su masco. Quanti anni stai in moi? Allora, Emilio te 63, 64. 64. È nata al 66, è nata 64. Lei con Loredana, a te? 2 anni di differenza. 2 anni, 60, 60. Luana, nata 59. Che usa tutti in Luana la patita, Luca Ganeu. Sì, Luca Ganeu. E nevoti si netta sa dentro 2 anni. Tutti figli sa di chi? Di Luana o di Emilio? Ah, di Emilio, Patrizia. Le 2 sono Di Patrizia, di Patrizia. Ah, di Emilio, Però Emilio si cogliava con Patrizia. Le donne non gli sono arrivate le figlie.
vabbè, La patita già suriva ma non gli è arrivata. Vabbè. Loredana non voleva per cosa eglia, era sempre ma smignonza al basket e Nataliva finza massa. Loredana che ha studiato pedagogia Faceva basket, era Loredana, insegnava un po' alla basket. Montessori si assemigava perché era una donna stupenda. Ha fatto basket in tutta la Sardegna, ma a Masmignons, numero sempre, era una maestra stupenda. Dunque, il figlio sono stata cattata su proprio, Sì, senso che ha fatto una La storia dell'educazione, no? Era la pedagogia. Sì. La maestra mia, quando io andavo a scuola, musica che c'è partita, storia assai importante, io pochi comprenda che insomma la parola pedagogia non la comprendeva, non la capiva manco cosa voleva dire. Sì. Perché abbiamo figli di uomo di campagna, gente povera, mi sposava all'ultimo banco. La gente ricca lo sposava avanti. Sì. E allora per me è stato un impatto Classisti, difficilissimo, certo. perché lei è di grande cominciato a comprendere, ma perché non la faccio. Però io sono una cosa troppo bella prima con suo babbo, no? Andavo babbo mio, ho avuto un uomo esatto, da campagna, andavo però ho avuto un professore, poi ti sciria tutto, e riusciria a fare, non c'è di riusciria a fare. E riusciria da imparare. E riusciria a imparare, esatto. Su figlio dei summeri, andare a Issomi, su babbo, certo, imparai a traballare su poi te caporia da Icce. Fate una cosa e voi. Sì. Poi su 1963 Bosato si sei cogliato, sul 27 su mese Ragamini, si conti cogliato. Massimo Pinna, che è ideatore di questa trasmissione, ha preparato una scheda e andavo a scurcugliare, a ciccare tutte le cose in Porto Romano che ha avuto su serias su 1963, che stai questo filmato. 1963, un anno di cambiamento, emozioni, di cose nuove manco pensate in Italia e in suo mondo. Su 21 di marzo, a posto di 29 anni, serrata sa galera di Alcatraz, su presoni di fama mala che si è in Sagala di San Francisco. Su 22 di marzo, di Inghilterra, arriva ad un vento di novità. Bessi di Please Please Me, su primo LP dei Beatles destinato a cambiare la storia della musica pop. Su 29 marzo in Terranova, Saga Khan fonda da Sarisarda, sa prima compagnia aerea sarda, averendo linea snoasa e opportunità di per la Sardegna. Su 13 de Lampadas in Roma, su Mondo Cattolico, prange di sa morte de Papa Giovanni. Su 21 de Lampadas, su conclave, vai di Papa a Giovanni Battista Montini, che si pone i suoi nomini de Paolo VI. Su 30 de agosto, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica inciungiano su telefono a Rubio. Un numero può fare questionare in direttura, sa Casa Bianca e su Cremlino, può di prevenni i sciaccus internazionali. Su primo dei capitani in Salso Maggiore, poniti sa corona del Miss Italia a sa Castedaia Franca dall'Olio. Su noi dei mesi della Damini, su disaccatto umano de su Vagliont, una frana de su Monti Toc, muovi un'unda destrossadora che ne ingolli di sabida dell'Ongarone impari con atteras. Su 22 de Dogna Sante, tutto il mondo, estino voluto umano. In Dallas, boccinti a John Fitzgerald Kennedy. E aici si serra su 1963, un anno che abbieu speras e disaccattos mannos, nascimentus de mitus e adiosus che nos inivorinti scaresci, lassendo paginas che antaparraivo sempre in sa memoria de su noicentus. Quando però questionai sempre Ottavio, questionai Posinai che sei sempre bene news, in domo di Pasqualino e di Natalina, l'Algher, e ho questionato di lingua, di amore, di villos, di imparos. Mi piace troppo a me, è troppo bello. Dopo una delle cose che mi ha spantato bene, prima quando ha questionato Natalino, non ho muzzere mia, no, la mia donna, sa femmina mia, e se stete a una dichiarazione di amore in diretta, bellissima. Come te geloso isso? Sicuramente conca. Adesso un po' di Spago, vero. no. E contasì qualche conto di qualche scenata di gelosia che l'ha fatto. Chissà racconta.
Meda. Sicuro che non ha fatto Meda, se avete dato pubblico fotografia tua, sarebbe stata troppo bella della regione, sei ancora bella, figura di tanto. Però Sì. Natalina, Fostetti e Pasqualino, Natalina, la mia donna, tutto quanto, ma un difetto dalla te non sta bene. Qual è il suo difetto? Questa cosa che non supporta? Bisi, no, non dipende. È proprio innamorato, No, Natalina è una donna più calma e più tranquilla. Sì, si Io sono vede. messo emotivo, una cosa diversa. Però la vita è che c'è che emoziona. Ormai non può cambiare. No, vero. Ora noi tocca da Sichirigai. No, ma in Moica sei 62 anni scogliaus, sei in pari di più tempo, tenete un biso, una cosa, un disagio, una cosa che dopo fai, che o lei fai, mo impari, un viaggio, una cosa, non tenete un progetto? Sì. Sì, un viaggio sì, ci è sempre di viaggiare. E ai noi, Natalina, di Ma onde di era andare. Pragi? Per pochi Salivano una buona... Cecoslovacchia, Sì, siamo mattinati che ha sposato Sì, esatto, in Cecoslovacchia. Voleva una tona, ecco, un'altra volta, Ecco. perché Anaglia è un posto stupendo, meraviglioso. E també savia una maniera més democràtica, més diversa. Vero? Sì, més bella, sì, sì. Il clima è stupendo, non hi ha problemas. Noi avevamo un viaggio, un viaggio. No, ma sta bottega che tenesti, sì? E sta ancora una sartoria o no? No. E facciate fatto noi. È un La ristorante, Iara. La bottega nostra, mia figlia mi ha detto un dia te che venire con una compagnona mia, che si cartamantiglia, gente che costruisce case, che fa un po'. Un'agenzia. Sì. E mi ha detto, Vulganiva, che Samino la via in casa, tu vuoi parlare tu perché vuoi comprare la tua bottega. Sì, per Io comprare. dico no, io non lo vedo. No, ma che Non domani. parliamo di No. bottega, io la voglio ancora la bottega. Io voglio stare ancora la bottega. E praticamente mi ha detto, ma va, ascolta una che Saminona, mira cosa da Dio, una proposta puntata potessa e posso dire di sì o no. Certo. Io ne approfittate Sì? e le dite. Io dico una cosa importante, però sai importante, che se mi dico di no, io vedo che la bottega, non va nella bottega, devo mutare. Che se io sono con casa, ha mangiato, ma usato, ha parlato. Dici mamma dici, quanta moneta vuole? Per la bottega? Per la bottega mia. Sì. Io gli dico, io non voglio moneta di questa bottega. No. No. E te che Io dire? voglio un patta, fetti bene, si t'aggrada o non t'aggrada, e sa c'è. E cosa vuoi, mi dite? Allora io gli dico, voglio una casa per Loredana, che sono a casa. Una casa per Luana, una campagna a mio figlio Emilio, e leggo 150.000 euro. Gli dite a sogno, non gli dite altro. Ma devo dire sì, a Giovanni non andiamo da smangiare. Dai! Da smangiamo, Dai! Ma vero? Sì. E tu questa bottega si È affarista, affarista. no, da permettere questa bottega Sono stati 6 mesi che io non passavo a bottega, non passavo. Non è che carre... E come ha detto mia figlia, mira che a Dias la signora ha restaurati, sistemati, un ristorante, ti aveva difetto. Vanno io che vi sconvida, io ho detto io non vengo, non vengo. E invece dico suonati. Poi andate. Beh, moi te Suonati frangia. e visto. Las mesas a manetto, un metodo così. Las assisoras. Dai, a valorizzare Hanno questa... fatto tutta la tipo Bello, che Cosa bello. bella. Cioè, l'ha fatto in un museo. Lo titolo della Banco, sartoria da voi ancora si passava alla cattedrale e si è scritto, c'è un gran, la sartoria del gusto.
no? Ha lasciato che La io- sartoria. sì, Dai. Bello. Bellissimo. Bello Troppo conto bello. questo conto. Bello. Bello conto, e questo bella conto si è storia. riportato si è fatto spacciare il suo tempo su questo attovio bello di avere su de oggi, Sì. con Natalina e Pasqualino ho condotto una bella storia di vita, di amori, Sì, di stima, meda, di gelosia, dei impegni culturali che non guasta, con questa lingua algherese, catalana. Ma posso umanità, ma proprio posso usare bello. pure, perché comprendi, Sì, potete su campitaneso, posso dunque, anda bene. Torno grazie, a un montone di gente oggi, devo tornare grazie, non c'è cos'altro, potessi donare questa possibilità, si vai a conoscere meglio la storia di os'altro. E i spettatori, sì, si seguono, ogni puntata, dunque si fa sempre con noi e si fa piacere. E poi attore Cuveddu, a Paolo Carboni, a Roberto De Martis, a Pippo Modica, a Gianni Coppez, a Alessio Notturno, ma poi finza a Produzione Sardegna e a Società Cooperativa Sammega. E poi basta, noi provare grazie a Nosus. Grazie a vosaltres, grazie a Natalina e Pasqualino. E tutte due cose che si vogliono insieme dai appari. Pascamanna e Paschicella. Proprio come bellissimo. Bene Mela, in Sasa Gesù Saviri con saluti con i spettatori nostri, in altro attovio e altra spuntata di amore e coro con una vita umana. Grazie, in buon onore a tutti, grazie. Si da cheras innanti de abrescherdie, ta può fare ragattare viores de giardino, uddidos pagora ancora montados dell'entore. Si da cheras a metà de manzano, ana esser prodè dottus a lughes de Sadomo. Sindisigis a pustis bustatu, a pestuoso appo a cantare sas paraulas pius bellas, de sas pius bellas cantones. Si è su zero ad indattire, tapa ponneri su oddighe saneddu di sposa, in salavras savrumissa de un amore eterno.